Qui con noi, cari telespettatori, Maurizio Antonini, direttore CIA Padova, ma anche CIA Veneto. Parliamo dell'export agroalimentare della nostra regione e del nostro territorio, molto importante. L'export è importantissimo per i nostri prodotti agroalimentari. Circa nel Veneto esportiamo 8 miliardi di euro di esportazione, di questi circa 800.000 vanno in America. Però vede, nel momento in cui si parla di export si parla di prodotti, quindi la nostra importante valorizzazione del prodotto e del territorio. Questa è l'arma vincente che noi dobbiamo assolutamente vincerla in una battaglia importante che sarà di fronte nei prossimi anni. La valorizzazione del prodotto e la valorizzazione del territorio sono due elementi importanti, indiscindibili per quanto riguarda l'agricoltura e per quanto riguarda i prodotti agricoli. Come si fa a valorizzare anche il territorio congiuntamente al prodotto riguardo una realtà estera che magari guarda soltanto il prodotto che grande promozione dobbiamo fare. Nel momento in cui prendo un chilo di asiago devo capire che quell'asiago viene nelle nostre malghe, magari le nostre malghe vicentine. Ecco, quindi dobbiamo capire che nel momento in cui io prendo il prosecco so che viene in un territorio particolare del Veneto, magari sulle aree del Mab UNESCO e quindi nelle colline asolane. Nel momento in cui prendo l'olio so che viene nel lago di Garda o nei colli Euganei, e quindi la valorizzazione del territorio e la valorizzazione del prodotto sono elementi importanti, però dobbiamo farci pagare i nostri prodotti, perché fatto 100 solo il 13% va agli agricoltori, e quindi questa è una forbice che noi non possiamo più sopportare. Dobbiamo valorizzare i nostri prodotti e valorizzare la redditività delle nostre aziende agricole. È importante anche la produzione vitivinicola nel nostro territorio, si è fatta valere nel tempo, altissima qualità anche del Prosecco dei Colli, insomma di produzioni che sono diventate pregiate. Sì, sono ambasciatori, sono prodotti pregiati e prodotti voluti anche dalle altre popolazioni, quindi il prosecco, il vino è un aspetto... Un cavallo di battaglia. Un cavallo di battaglia per quanto riguarda il Veneto, è il maggiore esportatore ovviamente su tutto quanto questo, però vede, ha una marginalità nel momento in cui lo lasciamo al prosecco, nel momento in cui lo leghiamo al territorio, ecco quindi quella marginalità viene superata e quindi la valorizzazione del territorio e del prodotto sono determinanti. È ancora rilevante la discussione sul Mercosur? Assolutamente, non solo il Mercosur ma anche altri paesi extraeuropei. Abbiamo necessità di legare con tutti questi, però vede, nel momento in cui abbiamo questi accordi commerciali dobbiamo mettere un'altra parola importante prima dell'accordo commerciale, che vuol dire reciprocità. Nello stesso modo in cui io produco quel prodotto deve essere prodotto anche in quei paesi, perché altrimenti ci sono le pratiche sleali e noi non siamo all'interno di tutto ciò, e gli agricoltori e i prodotti italiani ci rimettono. Grazie Maurizio Antonini, direttore CIA Padova e anche CIA Veneto, grazie per averci seguito, a presto.